domani, secondo un'antica profezia, ci sarebbe il famoso contatto con gli alieni. Questa cosa la, anzi, questa profezia l'ha fatta Chico Xavier, un famoso medium e divulgatore brasiliano che si diceva, ciao infatti, che lui aveva facoltà di parlare con gli spiriti. Quindi questo Chico Xavier, che è brasiliano, avrebbe predetto che domani, il 20 di luglio 2019, potrebbe essere la fine del mondo o addirittura l'inizio di una nuova. Esattamente nel 50° anniversario dell'arrivo del primo uomo sulla Luna. Quindi, ciao Danni. Quindi diciamo che il 20 luglio gli alieni stabiliranno un contatto con gli umani. Questa è la sua profezia. Ciao Marcella. Quindi in effetti questo Xavier ha fatto questa previsione, in effetti, profezia come la vogliamo chiamare. Anche questo qui era una persona analfabeta che ha detto da sempre, fin dall'età giovanile, che lui aveva questa facoltà di parlare con gli spiriti. E difatti questa persona comunque poi negli anni si è dimostrata una brava persona al finale. Tant'è vero che lo portò ad essere nominato per il Nobel per la pace nel 1981, quindi non è che diciamo ha fatto qualcosa di male, quindi è stato nominato per il Nobel per la pace nel 1981, quindi ragazzi, non è che sì, penso che sarà un contatto a livello mondiale, non a livello di qualcuno di noi, credo, che lui parla del mondo, quindi non parla gli umani, dice, quindi non dice un umano, quindi penso che sarà in generale. Lui comunque ragazzi, la cosa buona di questa cosa è che non ha mai accettato denaro, ragazzi. Quindi lui l'ha fatto sempre, diciamo, gratuitamente, quindi non è che questo lucrava sulle persone, capisci? Cioè, forse il primo che io sento che non prendeva soldi. In effetti, come si dice, se uno è un ciarlatano sicuramente ti cercherà soldi. Se poi è uno vero non ti cercherà nulla. In effetti se hai un dono, che poi questo è un dono particolare, ma sì, sì, qua non si parla di qualcosa di male, in effetti, qua si parla di un contatto, diciamo. Solo questo dice. Questo qui era, diciamo, ha trascorso la maggior parte della sua vita scrivendo e aiutando, diciamo, le altre persone, quindi aiutava le anime nel regno spirituale. Diciamo che all'inizio nessuno gli credeva, ma è anche normale, ragazzi. Però poi con gli anni tutti si sono ricreduti su questa persona perché al finale era una brava persona. Se qualcuno andava da lui non cercava denaro, quindi ragazzi, più semplice di così credo che non si possa. Cioè di solito chi ha un dono così approfitta della situazione, parliamoci chiaro, e fa soldi. Quindi diciamo che questa persona è nato povero e morto povero, quindi già questo. Sì, sì, loro dicono che perlomeno Xavier dice che ci sarà un primo contatto alieno, cioè non parla di guerra, non parla, ci sarà che noi come domani scoprissimo che esistono gli alieni, cioè come se si mostrassero, però non parla né di bene né di male, quindi in effetti non ne parla di questo. Lui ha sempre detto che dopo la nostra vita il nostro spirito continua per sempre, quindi la coscienza rimane invariata e diciamo indistruttibile, quindi diciamo che dopo la morte il nostro spirito, l'energia, come la vogliamo chiamare, rimane sempre come siamo ora, solo che abbiamo perso diciamo l'involucro umano, in effetti la carne, però siamo sempre quelli, come disse lui,
il giorno dopo saremo sempre gli stessi, a differenza che non avremo più un corpo fisico, però saremo sempre quelli del giorno prima. Quindi diciamo che questo Sigo Xavier in effetti era analfabeta, diciamo, era povero ed è morto povero, pur volendo poteva fare i soldi ragazzi, perché lui comunque aiutava tante persone, prevedeva qualche cosa, capite, tutte queste cose di veggenza, cose. Lui poteva prendere, diciamo, i soldi. Dice voglio parlare con mio marito, con l'anima di mio marito, andavi là, dici mi dai 500 euro e io ti faccio parlare. Invece lui non ha mai preso denaro. E vabbè, si farà una croce in più, dolce candy allora per te. O no? Quindi diciamo che questo Chico Xavier era una brava persona, quindi non era una persona che approfittava, non faceva ha donato tanti soldi giustamente alle associazioni no profit, quindi era un veggente brasiliano e ha venduto tante copie tradotte in 33 lingue e 30 libri in Brasile, pensate un po'. E tutti questi soldi lui l'ha devoluto la maggior parte in opere di beneficenza, quindi una persona abbastanza buona. Ma non lo so che rendi, ti dico una bugia, io non sono portato tanto per le profezie, lo dico sempre. Non credo a queste cose, che poi ragazzi può succedere di tutto, eh. Quindi diciamo che perlomeno questa persona a primo impatto è una brava persona. Ci sarebbe un primo contatto alieno in effetti quello è. Diciamo che mo non so in cosa consiste questo contatto. Ciao Rosa, quindi si face. No, si faranno vedere, forse avranno un contatto a livello globale, non una singola persona, perché se parliamo di singole persone ce ne sono tanti che li vedono bravi in America, in tutto il mondo li vedono un sacco di persone, quindi non è questo. Quindi diciamo che si può avverare, non si può avverare, nessuno lo sa, parliamoci chiaro, però la cosa più bella di quest'uomo è che dedicò la vita agli altri, dal momento che non accettava denaro da nessun'anima che toccava, quindi già questo gesto, diciamo, d'amore era una persona brava. Ma guarda, io credo negli alieni, sì, su questo sì. Cioè credo che ci siano là fuori qualche altri esseri che sono come noi. Quindi diciamo che non siamo solo noi in tutto questo universo, ragazzi, è impossibile che forse noi non abbiamo la tecnologia per andare lì, invece loro ce l'hanno per arrivare qui sulla Terra. Però guardate il lato positivo, ragazzi, se questi ci volevano uccidere, come dite voi, di prendere la Terra, oppure erano cattivi, come tanti scrivono, oppure commentano, ragazzi, questi l'avevano fatto già da tempo. Questi con la tecnologia che hanno ci avrebbero fatto fuori subito, quindi non sono cattivi, perché se volevano l'avrebbero fatto, ragazzi. Non è che si prendevano tutto sto tempo, parliamoci chiaro, quindi poi abbiamo visto che parecchie volte si sono messi in mezzo a eruzioni, quando c'è stata la tempesta solare. Che scopo tengono di proteggere la Terra se non importava nulla di noi? Quindi per parte mia vengono in pace, quindi secondo me vogliono farci evolvere per qualche cosa di più sostanzioso per il futuro, in effetti. Ma secondo me, Marcella, io come ho spiegato io, sicuramente loro usano lo spazio temporale, in effetti è tipo come uno Stargate che passa da qui e vanno a 100 anni di luce in una frazione di secondo, capisci? Cioè loro riescono a piegare lo spazio-tempo, quindi per loro fare 100 anni luce è come fare 2 ore di macchina per noi, quindi capisci? È capace,
in una cosa che noi non abbiamo mai visto, 100 anni luce lontani da qui, non sappiamo nemmeno che ci sta. Per loro invece può essere una passeggiata di 2 ore, perché con la tecnologia che hanno, loro sicuramente possono piegare lo spazio-tempo. In effetti significa che passano da una parte all'altra dello spazio, anche dicendo 200 anni luce, in 2, 3 ore, un'ora, capisci? Cosa che noi impiegheremo, che ne so, 10.000 anni per fare una cosa così, già per fare poco. Sì, allora, già che viaggiano con navicelle spaziali, che, ripeto, a volte qualche video è vero, e gli altri diciamo che tutti i video che ci sono su YouTube, il 90% è falso, il 10% è vero. Vedete che quando arriva l'UFO non si sente il rumore dei motori, nulla, velocità ultra che l'occhio non riesce a guardare dove fugge. Quindi vedi già questa navicella come ipertecnologica. Allora questi sono evolutissimi. Poi come mai non li vediamo? Può essere pure ragazzi che ci sono e noi non li vediamo. Cioè semmai ci sono tante navicelle intorno a noi, però siccome loro forse conoscono l'invisibilità, rendono le loro astronavi invisibili all'occhio umano. Quindi può essere anche questa. Quindi ci sono tante supposizioni che uno vorrebbe fare, quindi vabbè. E ti vai a fare un giro, sì. Allora, Candy, secondo me se esistono e ci sono, ma credo che ci sono molto 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 più avanzati di noi. Quindi su questo non ci piove niente, sarà per forza così. Per camminare con quei dischi volanti senza rumore, con la sola forza di gravità, l'uomo non ci arriverà neanche fra 100 anni. Secondo me tutto quello che abbiamo scoperto fino ad oggi, diciamo la NASA e tutti gli enti spaziali, sono già tecnologie aliene che abbiamo preso quando sono caduti gli UFO sulla Terra, abbiamo appreso delle tecnologie da loro. Quindi abbiamo inventato gli aerei, queste cose qui, quindi abbiamo avuto questo salto di qualità. Difatti dal famoso Roswell, quando hanno preso quell'UFO che poi hanno detto non è vero, così tutto quel casino, da lì in poi si è avuto questa evoluzione degli aerei e di tutte queste cose che ci sono. Allora, queste persone, ma sì Daniele, queste qua sono persone altamente, secondo me, altamente spirituali, quindi non sono persone cattive, perché a loro, parliamoci chiaro, a loro importa che la Terra, diciamo ragazzi, la Terra è un posto magnifico perché è un pianeta abitabile, è difficile trovare un pianeta abitabile, allora loro vogliono che noi non distruggiamo il nostro pianeta, perché secondo me nello spazio ce ne sono pochi di, diciamo, pianeti come il nostro. Allora giustamente vedete ogni volta intervengono su qualche cosa che potrebbe minacciare l'umanità. Vi faccio un esempio, se scoppasse una guerra mondiale, io sono convinto che loro disattiverebbero tutti gli, diciamo, gli ordigni bellici della guerra. Perché allora che non siamo ancora, come ti devo dire, non abituati, perché non siamo pronti, questa è la parola esatta. Non siamo pronti perché se si presentasse un alieno, no, un contatto alieno, la gente, ciao avvocato, la gente penserebbe, allora la religione dove sta? Quindi, avendo un contatto alieno, si perderebbe subito quel senso di religione, di Gesù, di Dio, e allora si creerebbe un caos sulla Terra, perché uno incomincerebbe allora a dire ma c'è Dio oppure ci stanno gli alieni, però gli alieni li ho visti, a Dio no, quindi si creerebbe un casino. Ma infatti Dio ha creato anche loro, questo è normale che. Però capisci, la gente si metterebbe paura e succederebbe il casino. Quindi diciamo che noi non siamo ancora pronti forse ad accettare questa cosa e loro lo sanno. Sì, ma io sono sicuro che se ci sono gli alieni, Candy,
gli ha fatti Dio lo stesso, quindi non cambia nulla per me. Quindi come ha fatto il pianeta Terra avrà fatto qualche altra cosa, quindi non credo che abbia fatto solo a noi qua sopra. Semmai a 200 anni luce ci sono altre persone come noi che sono più avanzatissime di noi e ci vengono a trovare. Quindi in effetti forse loro sanno che la maggior parte della popolazione non è ancora pronta ad avere questa, diciamo, a fare questa scoperta. Poi parliamoci chiaro, ragazzi, la maggior parte dei presidenti di tutto il mondo sono persone che vuole fare la guerra e ognuno pensa a fare i fatti suoi, a fare soldi e cose. Penso che queste persone qui non importa il denaro, non credo che per loro il denaro esiste proprio, quindi non sono a livello. Invece qui sulla terra facciamo guerre per il petrolio, facciamo guerre per questo, facciamo guerre per quello. Quindi diciamo che la specie pericolosa in effetti siamo noi. Quale messaggio? Dopo convedo qual è allora. Perché io l'ho bloccata ieri, bah. Ne avrà fatto un altro uguale allora. Comunque dopo mi dici qual è. No, no, Alien no, quelli sono film. A parte che avvocate, se quelli ci volevano attaccare, aspettavano tutto sto tempo. Quindi, vabbè, dopo vedi il primo sopra, sì. Quindi diciamo che secondo me non sono cattivi. Poi ci sta chi sempre fanno teorie che ci sono tanti alieni, alieni bravi, alieni cattivi, quindi ci sono tante ipotesi. Ma forse, allora, forse secondo me hanno paura delle reazioni dei presidenti diciamo, degli Stati Uniti, del Brasile, dell'Italia, cioè, diciamo che è come quel film quando attaccano, diciamo, gli alieni si difendono solo, distruggono solo a chi, diciamo, li attacca in effetti. Quindi in effetti non credo che un nostro, diciamo, missile possa distruggere una navicella oppure una cosa così. Cioè finché un UFO piccolino ci può pure stare, ma se arriva una, diciamo, una astronave madre aliena, cioè grande, non gli fai nulla. Sì, sì, l'ho bloccata ieri, forse hai fatto un altro account con lo stesso nome e cognome di nuovo. No, no, non puoi fare nulla, ma già guarda un asteroide, avvocate. Se tu gli butti tutto l'arsenale che abbiamo sulla Terra, non lo sposti o non lo rompi, pensa un po', che si parla solo di un asteroide, ma figura di un UFO, perché non penso che sia fatto col materiale che abbiamo sulla Terra, quindi sarà sicuramente loro attraversano lo spazio-tempo, attraversano il Sole, vedi che forza deve avere questo materiale? Figurati se un missile potrebbe distruggerlo. Attraversano il sole. No, per Drake no, però poco ci manca al finale. Vabbè ragazzi, ci sentiamo più tardi e ragazzi domani tutti quanti aspettiamo, mi raccomando, aprite la porta che arrivano gli alieni. Fate il caffè, mi raccomando, poi dipende da dove state. Qua a sud noi facciamo il caffè. Poi diciamo a nord non lo so, fate il tè voi. Al massimo mi posso fare un caffè e qualche cornetto. Cioè, fai biscottini e tè, io no, no, io faccio direttamente caffè e cornetto, voglio. Direttamente. Al massimo cappuccino. Vabbè ragazzi, scherziamoci sopra, tanto. Allora, se si presenta in orario di pranzo, bisticce ragazzi, perché almeno potevano chiamare, perché io se cucino per due persone e si presentano quattro, e ma dico io una chiamata la potevi fare, no? Così mi preparavo, quindi bisticce ragazzi domani, se arrivano. È proprio un casino oggi. Vabbè, dopo mi dite chi quale
che io dopo posso controllare tutti i nomi, tutti diciamo quelli che hanno scritto, come ho fatto ieri. Addirittura la cartolina. Da moltiplicare pizza. Allora ci rimane caccia 100 euro, Daniele. E si moltiplica, secondo me, è buono. Quindi domani fa la moltiplicazione, ok? Mette 100 euro sopra, moltiplica. Non mangiano, dici tu. È capace pure che non mangiano. Questo sicuramente, forse sì. Vabbè, voi ragazzi, indipendentemente da che ora arrivano e ci facciamo trovare pronte. E buttiamo un po' di pasta in più, ragazzi. Quindi, sicuramente è così. Diciamo pure qua in diretta ci abbiamo l'alieno che si intrufola sempre e che copia gli account di tutti, quindi anche noi ci abbiamo un alieno tra di noi, ragazzi. Ah no, ma c'è. Qua ci sta uno che copia gli account di tutti, quindi non sai neanche con chi parli più oramai. Quindi già l'alieno qua già ce l'abbiamo noi. Vabbè ragazzi, dopo semmai ci sentiamo, ho contatti con qualcuno con WhatsApp, mi dite qual era quello lì sbagliato e lo cancelliamo di nuovo. Non mangiamo pizza, mangiano bulloni. È capace pure, vabbè, c'ho la cassetta degli attrezzi qui. La foto è di una modella abruzzese. Ok. No, è un casino sempre, se ogni volta facciamo una diretta c'è da sta sempre l'intruso. Ragazzi, se mangiano ferro, ragazzi, io qua c'ho una cascetta piena di bulloni, chiodi, tutto ci sta. Eh, Mamma mia. Vabbè ragazzi, adesso ci lasciamo. Vediamo che succede. Se domani arrivano, ci faremo trovare pure. E se non arrivano, abbiamo scherzato. Mm, vabbè. Ragazzi, buona giornata a tutti. Mo' facciamo un bel caffettino perché ci vuole. E non sto dicendo proprio niente, dolce candy, quindi non sto parlando proprio. Anche perché non si riesce a capire nulla perché arrivano tanti messaggi uno dopo l'altro, quindi non capisco proprio nulla. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo. Se qualcuno tiene l'account che dice che è stato clonato, bravo, auguri Elena. Me lo dice in privato e io vado a vedere che se è quello vero o se è quello falso, così lo blocco, diciamo quello falso. Ci sentiamo dopo, quindi mi scrivete privatamente e blocco quello che è falso, diciamo. Al finale si scoccerà. Già fatto, vabbè, vabbè, ok. Ragazzi, attenzione agli alieni. No. Speriamo che non arrivino però. Quindi ragazzi, buona giornata a tutti e attenzione agli alieni domani. Quindi mettete e chiudete bene la porta. Oppure fate come me, aprite la porta e fate il caffè. E se non prendete il caffè, prendete la cassetta degli attrezzi e ce la facete mangiare. Vabbè ragazzi, ci sentiamo e alla prossima.